Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione flash del giorno per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Innanzitutto buona Pasquetta a tutti, chiaramente, anche se è una Pasquetta molto particolare per il secondo anno consecutivo causa le restrizioni da Covid-19. Apriamo subito con la cronaca e ci trasferiamo a Pordenone perché la Procura della Repubblica ha chiuso le indagini affidate alla Guardia di Finanza nei confronti di una badante, una donna italiana di 74 anni, accusata di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio, di aver sottratto alla sua assistita, un'anziana ultra novantenne, oltre 700.000 euro e di averne distrutto il cadavere avendolo fatto cremare con anomale modalità urgenti poche ore dopo il decesso. L'inchiesta fa registrare un'altra novità rispetto al passato. L'ex titolare di un'impresa di pompe funebri, un uomo di 78 anni, coinvolto proprio nella rapida cremazione del cadavere, è morto nelle scorse settimane dopo una lunga malattia. La scomparsa di quest'ultimo, si apprende da fonti investigative, preclude ora ogni possibilità di stabilire, nell'ambito processuale, le esatte dinamiche attinenti alla morte e la repentina cremazione. Serata e notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, innanzitutto l'aggiornamento per quanto riguarda il violento incendio che si è sviluppato ieri sera in via San Pietro a Udine, dove in un'abitazione, causa un difetto della canna fumaria, l'intero tetto è andato distrutto, divorato dalle fiamme. I vigili del fuoco anche oggi sono al lavoro per le opere di bonifica e messa in sicurezza, i danni sono ingenti, per fortuna alla fine non ci sono feriti. Hanno operato diverse squadre, come detto, per tutta la notte insieme all'autoscala per spegnere le fiamme e iniziare le opere di smassamento e di messa in sicurezza. Anche oggi, come detto, si continuerà per evitare un'eventuale ripresa del focolaio. Restando in tema, questa è una foto d'archivio, nella notte, intorno alle 3:30, a Belgrado di Varmo, anche qui un incendio per una causa elettrica. Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco giunte sia da Udine, da Latisana e da Codroipo. Il proprietario, che abita all'interno dell'abitazione, un anziano, è stato portato in ospedale a Latisana per accertamenti sanitari. Per fortuna non è in pericolo di vita. I danni sono ingenti alla cucina e al primo piano dell'abitazione, praticamente dichiarata inagibile. Anche qui si sta lavorando per mettere in sicurezza la struttura e le ultime operazioni di bonifica. E adesso andiamo a chiudere con una notizia che ci è giunta in redazione per dire che in occasione della giornata nazionale della donazione istituita dal Ministero della Salute per l'11 aprile, l'AIDO, l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule del Friuli Venezia Giulia, illuminerà la facciata del comune di Valvasone con un'immagine dedicata. Abbiamo scelto la città di Valvasone perché è quella che ha dato i natali al nostro fondatore Giorgio Brumat e alla luce del fatto che quest'anno ricorrono i 20 anni della morte dello stesso e che è nei cuori di tutti i volontari dell'AIDO. Lo ha detto il presidente regionale dell'AIDO, Friuli Venezia Giulia, Maria Laura Martin, che ha anche ricordato che Brumat nacque il 28 maggio 1929 a Valvasone. Nel 60 trovò lavoro a Brescia presso un'importante industria farmaceutica dove lavorò nei seguenti 13 anni come informatore scientifico.
Nel 1973 frequentò numerosi seminari scientifici, entrando sempre di più in profondità nel mondo della medicina e delle sofferenze degli ammalati. Nel 1968 si trasferì a Bergamo assieme alla famiglia. Qui nel suo tempo libero organizzò gruppi di giovani che riunì nella parrocchia del rione Monterosso. Le sue molteplici attività di volontariato gli valsero il rispetto e la fiducia della popolazione. Questo gli permise, al principio del 1971, di gettare le basi per un'associazione di volontari sensibili ai problemi della donazione di organi. Alla fine dello stesso anno si costituirà l'AIDO di Bergamo, per la precisione la DOB, la prima realtà associativa per la donazione in Italia, e 2 anni dopo, il 26 febbraio 1973, costituì l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi. Alla fine dello stesso anno gli iscritti erano 9.024, oggi sono quasi 1.500.000. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione giorno per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Chiaramente nel corso della giornata vi terremo aggiornati con flash news attraverso il nostro sito e le pagine social. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, e buon pomeriggio a tutti, e di nuovo buona Pasquetta. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.